Alle 7.26 di giovedì 25 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora, tra poco il quarto dei candidati a sindaco di Catania, ricordiamo sono 7, è Vincenzo Drago e nei prossimi giorni ci saranno gli ultimi 3. Ma intanto l'attualità: è stato avviato il processo di vendita del complesso aziendale Bluetech, l'ex Fiat di Termini Imerese, in amministrazione straordinaria. Ora i commissari dovranno raccogliere le offerte delle imprese interessate. È stata firmata al Ministero per le Imprese e il Made in Italy l'autorizzazione alla cessione del ramo aziendale Business United Termini Imerese della Bluetech in amministrazione straordinaria, dando così di fatto il via al processo di vendita. Lo comunica in una nota il Mimit. Sappiamo cosa Termini Imerese rappresenti per la Sicilia e siamo determinati affinché possa iniziare una nuova fase di sviluppo che segni la nuova politica industriale del paese, dice il ministro Adolfo Urso, spiegando che il procedimento fa seguito all'accordo di programma che è stato firmato lo scorso 4 di aprile. Questo procedimento, sottolinea il ministro, si inserisce tra le iniziative che il Ministero sta mettendo in campo per la riconversione e il rilancio dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese. I commissari straordinari adesso potranno procedere alla pubblicazione del bando per ricevere le offerte da parte delle imprese interessate ed acquisire il ramo d'azienda. Un passaggio che era già stato anticipato proprio all'inizio di aprile nel corso di un evento voluto all'assessorato regionale alle attività produttive ad opera dell'assessore Edi Tamaio. E a queste scelte plaude adesso la regione siciliana, che vede nella occasione di vendita del ramo d'azienda di Bluetech la possibilità di rilancio di Termini Imerese. Ed è diventato legge al Senato il progetto di costruzione del ponte dello Stretto. Cosa succede? Che ora dovranno essere nominati i nuovi vertici della società Stretto di Messina, i quali dovranno preparare a loro volta un progetto esecutivo entro l'estate dell'anno prossimo. Con 103 voti favorevoli, 49 contrari e 3 astenuti, è giunto, scandito da un applauso dai banchi del centrodestra, il via libera dall'Aula del Senato alla conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina. Il provvedimento, che era stato approvato alla Camera lo scorso 16 maggio, definisce tra l'altro l'assetto della società Stretto di Messina SPA e riavvia le attività di programmazione e progettazione. La discussione del decreto in Aula era iniziata in mattinata con l'intervento del relatore Antonino Germanà della Lega, la presenza del ministro delle infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini. La seduta sospesa alle 13 e poi ripresa dopo l'informativa alle 14 del ministro per la protezione civile Nello Musumeci sulle recenti alluvioni in Emilia-Romagna. Soddisfazione per l'esito delle votazioni è stata espressa dal relatore Germanà, che parla del risultato di un lavoro pragmatico svolto da subito dal vice premier Salvini, che in aula ha dichiarato: il ponte sullo Stretto sarà un orgoglio italiano, verranno da tutto il mondo a studiare, a visitare e a cercare di copiare. Un'occasione di riscatto e un potenziale occupazionale di 100.000 posti in 7 anni. Critiche le opposizioni, la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia ha dichiarato che il ponte è un giocattolo affinché il bambino fosse distratto e la mamma è stata brava, riferendosi rispettivamente a Salvini e alla premier Meloni. Ma intanto dall'atto della conversione in legge potrebbe partire la procedura di costruzione del ponte. Alle 7.29, Angelo, i giornali siciliani ne parlano? Sì, ne parlano, sì, Michele. Vediamo la Sicilia subito: il ponte degli italiani è diventato legge. Questo scrive la Sicilia. In base al decreto ora saranno nominati i nuovi vertici della società Stretto di Messina. Il progetto esecutivo dovrà essere pronto entro l'estate 2024. Salvini parla di decisione storica attesa da 50 anni. E poi non solo i giornali e i quotidiani regionali, ma anche quelli nazionali. Siamo qui sul Corriere della Sera, scrive: sì del Senato, il ponte sullo Stretto è legge, applauso di Salvini, creeremo 100.000 posti di lavoro, è un'opera unica. Criticano anche Brunelleschi. Criticarono anche Brunelleschi. Ce l'hanno sempre con tutti. Esattamente, poi Azione e Italia Viva sono favorevoli, il Partito Democratico parla di spot, mancano i soldi. E poi c'è una grafica molto interessante, perché ci evidenziano come ci siano degli altri ponti che sono stati realizzati. L'Humble Bridge, ad esempio, è di 1410 metri, ma ce n'è un altro di 1624, si chiama Store Belt
Karlsbroen, dovrebbe essere svizzero questo, se non dico male, ma ci sono anche ponti cinesi di 1650 metri e quello giapponese, il più lungo. esatto, l'Alaski Kaikyo Bridge, Akashi, sì. Akashi 1991 metri. Noi lo superiamo. Lo superiamo perché sono 3200 metri, questo dovrebbe essere, però quello che è interessante fare notare è come in realtà da questo ponte potrebbero, cioè la comunicazione sarebbe veramente un'altra storia, perché ci saranno 6 corsie stradali, 2 binari, 6.000 veicoli all'ora potrebbero transitare e 200 treni al giorno. Questo diciamo è quello che si promette evidentemente per il ponte sullo stretto. Chiudiamo qui la pagina ponte, però ci sono tante altre notizie sui quotidiani. Vediamo. Stamattina ovviamente ci sono le amministrative, adesso più tardi sentiremo un altro dei candidati a sindaco, ma ci sono anche i big della politica nazionale che arrivano in Sicilia. A Catania la Schlein alla destra si sente già vincitrice, ma a Catania la partita è più che mai aperta, queste sono le sue parole. Poi i conti, l'Italia è stata bocciata ancora dall'Unione Europea perché sono raccomandazioni, richiami su flat tax, autonomie balneari, deficit nel mirino. La replica l'opposizione la fa a Bruxelles, dicono dal governo italiano. E poi l'abbiamo già visto, ne abbiamo già parlato abbondantemente, la legge del ponte. Bella foto, eh? Questa è una foto. O un disegno forse. Diciamo che è un'elaborazione, no? Una speranza. Magari. Speriamo che si possa arrivare veramente alla realizzazione di quest'opera, come dicevamo da 50 anni, se ne parla da 50 anni. E poi c'è il rapporto Eurispes. Italiani più pessimisti, pesano le bollette, c'è sfiducia nella politica. Questo è il quadro della nostra Italia. Sull'alluvione Musumeci dice il 94% del paese è a rischio idrogeologico, 94%. Molto grave questo. Quindi significa che tutta l'Italia di fatto rischia tantissimo. Una notizia che riguarda l'Italia anche, ma riguarda anche la Sicilia, perché l'isola anziana, veramente sempre più anziana, culle più vuote, alta percentuale di infertilità, cioè la crisi demografica che colpisce anche la nostra regione. L'Inter, una nota di sport, ha conquistato la nuova Coppa Italia, è stata battuta la Fiorentina con 2 gol di Lautaro, 2-1, quindi l'Inter si avvia alla finale di Champions con questo bel risultato. Adesso le notizie siciliane di cui noi abbiamo già parlato, perché la Blutech c'è il via libera al bando di vendita, il ministro Urso ha autorizzato i commissari, tocca alle varie imprese interessate a presentare le offerte, Schifani l'economia può tornare a sperare. Buono. Quindi, perché quello è un indotto, e non solo quello che rappresenta lo stabilimento, ma tutto l'indotto, ci sono migliaia e migliaia di posti di lavoro che potrebbero dare respiro all'economia siciliana. Poi la notizia di cui abbiamo già parlato in prima, culle vuote e un popolo di anziani. Sono drammatici i numeri del calo demografico che in Sicilia raggiunge vette preoccupanti. Il ginecologo Guglielmino dice alta la percentuale di infertilità, da oggi c'è anche un convegno a Siracusa per parlare di questo problema. Le notizie che riguardano la città di Catania. Cronaca questa, muore in cardiologia, scoppia il caos, mattinata ad altissima tensione al padiglione 8 del Policlinico Rodolico San Marco, i parenti della vittima, una sessantenne, devastano la struttura e si placano soltanto dopo l'intervento della polizia. Sono episodi che si ripetono con una certa frequenza, diciamo, nella nostra regione. In tutto il paese, non solo in Sicilia. E poi una notizia che riguarda sempre la città di Catania, perché il campo scuola, che è una struttura dove tanti atleti catanesi che hanno poi ottenuto importanti risultati nazionali e internazionali, è in lavorazione, si sta rifacendo il look, però c'è stato un furto di cavi, questo non fermerà la consegna dei lavori, il cantiere resta aperto. Una buona notizia per gli sportivi, speriamo che possano riappropriarsi di questa struttura che ha aiutato tanti giovani catanesi. E adesso siamo invece alla pagina di Repubblica Palermo, alla prima pagina, il day after della vergogna, così si è macchiato il 23
maggio. Si torna dunque a quanto accaduto Gli l'altro incidenti ieri. di coda al pomeriggio. Esattamente, la ricostruzione di riunioni, trattative, accordi raggiunti e saltati fino al divieto di sfilare agli scontri. Il Comitato per la Sicurezza ordinò non si incrocino i due cortei, poi il Questore ha scelto la linea dura. Questa è la ricostruzione che viene fatta stamattina sulla Repubblica di Palermo. Poi ancora, caro Giovanni ti scrivo, quei 2000 biglietti all'eroe, vedete il racconto, una bella foto quella che viene pubblicata stamattina da Repubblica. Altre notizie, ti ricorderai delle vicende che riguardano le ambulanze legate in qualche modo dove si stava infiltrando Cosa Nostra, interdittiva per le ambulanze degli amici di Cosa Nostra. È arrivato un provvedimento in qualche modo che blocca questo tipo di infiltrazioni. E poi ancora sempre sulle pagine interne di Repubblica parliamo di formazione, perché sono stati sbloccati gli arretrati e le elezioni, scrive Repubblica, aprono le casse di Schifani. A 3 giorni dal voto in 128 centri dell'isola il governatore promette di pagare a giugno 8 mensilità arretrate agli operatori. La Repubblica lo mette in polemica per dire è un'operazione elettoralistica, comunque viene fatta. Soprattutto respirano questi operatori che non ricevono lo stipendio da tantissimo tempo. Poi ancora siamo sulle pagine interne sempre di Repubblica e torniamo alla interdittiva del prefetto per le 2 ditte di ambulanze con infiltrazioni mafiosi. I gestori di Croce Sana e Facility Service incontravano il boss Sciarabba. E il provvedimento è arrivato per bloccare questo tipo di infiltrazioni. I provvedimenti sono arrivati da parte dunque del prefetto che ha avviato questo tipo di interdittiva. Poi ancora siamo sulla prima pagina del Giornale di Sicilia, perché qui l'apertura è diversa, si torna a parlare di sanità però per la fuga dei medici, di famiglia con l'età media tra le più alte d'Italia, oltre 500 in meno entro 2 anni, ma in ricambio stenta. Il sindacato dice così salta l'assistenza di prima linea, il nodo delle case di comunità. È da attenzionare questo problema. Poi ancora la formazione, anche qui sblocco dei pagamenti alla fine di giugno. Si parla anche sulla prima pagina del Giornale di Sicilia del decreto, del disegno di legge ormai convertito in legge. Entro la fine ci saranno tempi tecnici, entro la fine del mese comunque verrà definitivamente dato il via libera a questa norma. L'iter per il ponte sullo stretto è dunque ripartito. E qui attenzione, perché negozianti nel terrore, altre 4 spaccate. Ne abbiamo parlato proprio ieri mattina nel corso del collegamento con il tenente colonnello dei Carabinieri da Palermo. La situazione è davvero difficile, sono nel mirino i bar in questo momento, portata via merce di scarso valore, questo è quello che scrive il Giornale di Sicilia, ma i danni sono enormi, boom di richieste per vetrine con lastre più resistenti ai tentativi di sfondamento, cioè, si cerca i commercianti cercano di rimediare e di organizzarsi. E poi questa foto ci riporta indietro al 2018, una tragica notizia di cronaca. Ci sono state 3 condanne per gli annegati, la tragedia di Casteldaccia nel 2018, come dicevamo, omicidio colposo, infitti 3 anni al sindaco, a un dipendente comunale e al proprietario della casa. Per le piogge esondò il fiume Miricia e nella villetta abusiva morirono 9 persone, fra cui 3 bambini. Una notizia davvero terribile che abbiamo trattato proprio a suo tempo, certamente. E poi siamo adesso alla Gazzetta del Sud, c'è l'apertura perché la città di Messina è interessata in prima linea proprio sul ponte sullo stretto, il decreto è legge. Salvini, il ministro, darà 100.000 posti di lavoro. I Verdi e Sinistra Italiana battaglia fino all'ultimo con l'ok di Palazzo Madama, dunque ricordati gli anni dedicati al progetto del senatore Nino Calarco, ma stiamo parlando ovviamente di molti anni fa. Poi ancora sempre siamo sulla prima pagina del
Gazzetta del Sud, parliamo dell'alluvione, famiglie sfollate, aiuti fino a 900 euro, arrivano gli aiuti concreti per le famiglie, rischio di acque contaminate, l'istituto sanitario insomma, frena sull'allarme, braccio di ferro sui Bonaccini, si teme che ci possano essere delle epidemie, Michele, perché l'acqua è troppo stagnante, allora bisogna fare attenzione a quanto avviene. L'alluvione in Emilia-Romagna, l'annuncio ieri dato dal ministro Musumeci. E poi ci sono altre notizie di cronaca anche, perché intanto è stato catturato il pedofilo che era ricercato da 10 anni, cinquantenne romano. Dopo 10 anni finalmente Shadow è stato arrestato, ma la notizia che stamattina insomma, tutti noi non avremmo voluto leggere, la segnalo da qui, ma ci sono poi richiami sulle pagine interne, l'addio a Tina Turner, 83 anni, una leggenda della musica, è morta nella sua casa in Svizzera, ha regalato tantissime emozioni a tutti noi, ci ha fatto insomma, regali musicali davvero eterni, che resteranno per sempre nella storia. Due notizie prima di chiudere con la rassegna stampa regionale, abbiamo il tempo perché a Barcellona, sì, ancora tanto tempo. A Barcellona si è insediato Verzera, si insedia al vertice della procura, la cerimonia in tribunale, il nuovo procuratore, ieri mattina il magistrato messinese che arriva dalla procura di Caltagirone ha assunto ufficialmente le redini dell'ufficio inquirente del Tribunale di Barcellona. Conosco bene, dice, la realtà criminale di questo territorio, ha detto per l'appunto al momento del suo insediamento. E poi il caso di Lupara Bianca a Barcellona, il delitto di Sebastiano Rizzotti, 30 anni a Renzo Messina, 33 anni dai fatti, la sentenza per l'omicidio del 23enne barcellonese Sebastiano Rizzotti, un caso di Lupara Bianca avvenuto nel 1990, inflitti 30 anni a Renzo Messina, ritenuto responsabile del delitto, assolto il coimputato Domenico Abbate. Insomma, si è fatta luce su questa vicenda. E sempre per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, ad Agrigento sono stati assolti 3 ufficiali dei carabinieri, il fatto non sussiste, leggiamo meglio, erano accusati di rivelazione di segreto istruttorio il colonnello Stingo, i capitani Petrocchi e Caccetta. Questa, diciamo, è quanto riporta la Gazzetta del Sud. E poi approfondiamo una notizia che invece riguarda i rifiuti, perché è un tema piuttosto sentito nella nostra regione. C'è il via libera all'impianto di A2A, l'assessore regionale al territorio e all'ambiente ha firmato il decreto, il giudizio positivo, l'ultimo passaggio, il rilascio adesso dell'autorizzazione unica, ma la strada è ormai spianata. A San Filippo del Melo, moderno processo di trattamento e recupero della frazione organica degli scarti differenziati, quindi insomma c'è un nuovo impianto che in qualche modo dovrebbe facilitare lo smaltimento dei rifiuti nella nostra regione. Benissimo, siccome abbiamo 2 minuti ancora, chiederei alla regia di mandare adesso quell'appello importante, secondo me bello, anche molto sincero, che è stato diffuso ieri su TikTok a favore delle famiglie che vivono la tragedia e i disastri dell'Emilia Romagna. Guardiamolo insieme. Ragazzi, allora questo qui è un appello che faccio a tutti gli italiani, ma soprattutto a tutti gli europei. Se qualcuno lo volesse tradurre in qualche lingua ne sarei molto felice. La prima cosa che vi chiedo è, lo so che il mondo è bello, ma venite in vacanza in Romagna. Andate negli alberghi, nei ristoranti, portate soldi in Romagna per favore, perché siamo disperati. E l'altra cosa che vi chiedo, e lo chiedo invece a quelli che abitano sul territorio romagnolo, non andate nei grandi centri commerciali per favore, che hanno già i miliardi e quelli vengono sempre fuori bene. Fate la spia, io sono una piccola realtà agricola, ma io sono una goccia nell'oceano. Io penso anche a tutti i miei colleghi che hanno perso tutti come noi. Per favore, vi scongiuro, almeno per 1 o 2 anni cercate di comprare tutta la vostra spesa dagli agricoltori, da chi ha le capre, da chi ha le api. Gli apicoltori sono in ginocchio, ragazzi, hanno perso tutto, non si contano i milioni di alveari persi. Venite da noi, venite da quelli come me, venite
andate a farla, quando andate in giro per la strada e vedete quei banchetti dove c'è scritto ortofrutta, dove c'è scritto miele, dove c'è scritto formaggio, vi prego fermatevi, fate la spesa da loro perché ne abbiamo veramente bisogno. Per voi magari non cambia niente, è solo un piccolo cambio di abitudini, e invece per noi è la salvezza della vita, quindi vi prego fate la spesa dei piccoli produttori. Grazie mille. Un appello molto sentito, molto sincero, molto autentico direi. Allora ci fermiamo soltanto un momento e poi dopo passeremo alla rassegna stampa nazionale, dove appunto tra l'altro si parlerà molto ancora della tragedia che persiste, che rimane, perché continua a piovere, l'acqua non se ne va, insomma è veramente un disastro. State con noi, buongiorno Sicilia. Sono le 7:48, non siete ancora usciti di casa, questo è Buongiorno Sicilia per voi e con Angelo Gagliano i giornali nazionali. E allora, grazie Michele, ripartiamo e vediamo che cosa succede, cosa scrivono stamattina i quotidiani nazionali. Cose allegre, non credo. No, direi pochissimo di allegro. L'Europa sul PNRR, fate presto, vediamo cosa succede, eccolo qui, lo vediamo. Alluvione, allarme sanitario, 1000 frane, tensioni sul commissario. Bonaccini dice non può stare a Roma il commissario per l'emergenza dell'alluvione. E poi vedete ancora c'è da segnalare altri episodi di razzismo in 2 episodi, ora la vigilanza diventi spietata, è un problema serio quello del razzismo. Milano, video shock, bloccata e picchiata da 4 agenti, è una notizia che si ritrova stamattina su tutti i quotidiani. A Napoli, spari al bar, ferita una bimba, mangiava il gelato. Anche questo testimonia come la nostra Italia è davvero poco sicura per certi aspetti. E poi la fotonotizia, qui vedete Lautaro ancora re del gol, l'Inter vince la Coppa Italia. Questa sulla prima pagina del Corriere. Andiamo a Repubblica, il tema è quello dell'alluvione in Emilia. Qui naturalmente è in politica subito. Esattamente, sì, perché politici. Meloni tradisce Bonaccini, perché? Perché non c'è la nomina, no? Dopo l'abbraccio al governatore, la Premier prende tempo e vuole negargli la nomina a commissario della ricostruzione. I presidenti Zaia, Occhiuto e Toti dicono assurdo che non sia lui. Dietro la frenata di Fratelli d'Italia c'è l'obiettivo di prendere la regione. Insomma, sempre. Comunque la decisione non è ancora presa, quindi non è detto che sia così definitivamente. E poi ancora una volta il PNRR, fisco e debito, l'Europa boccia il governo su tutti i fronti, ne abbiamo già parlato prima. No? Repubblica impietosa, diciamo. Assolutamente. E poi la maternità surrogata, reato universale, formula ipocrita contro i bambini, scrive ancora questa mattina. Beh, qui c'è Zagrebelsky che è l'ex presidente della Corte Costituzionale, quindi è un intervento giuridico. Una riflessione. Poi attenzione, parliamo della guerra in Ucraina. Gli ex capi dell'intelligence dicono la Russia minaccia l'ordine globale in confronto fra gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'Arabia Saudita e Israele. Firmato bella la foto. E poi, prima di arrivare a Tina Turner, attenzione a quello che c'è scritto qui. Gli incursori anti-Putin, il raid a Belgorod è soltanto l'inizio, Michele. Insomma, c'è una frangia di resistenza interna adesso. Sono veramente russi, questa è la notizia importante, non sono gli ucraini, sono davvero russi che sono oppositori di Putin. Esattamente. Poi la regina del rock è morta a 83 Bella, anni. Simply the Best, la famosa canzone. Simply the Best, uno dei tanti ricordi che ci lascia la grande Tina Turner. E come dicevamo, il razzismo, Michele, la rabbia di Vinicius contro il razzismo, così mi insultano, ci sono stati nuovi arresti e ci saranno ulteriori sviluppi per questo fatto che non solo lo sport vuole punire, ma anche adesso la giustizia. Dove è successo? È successo in Spagna, è successo un giocatore del Real Madrid, fra le altre cose, uno dei giocatori più importanti del Real Madrid, ancora una volta è stato recente, diciamo, preso di mira da cori ingiuriosi e razzisti. Bruttissima storia. Poi siamo alla Stampa di Torino, eccolo qui. Allora, ci sono 2 titoli. Intanto
Colosimo, la mia verità sugli ex-NAR, si torna alla neopresidente dell'antimafia e spiega insomma che cosa è successo. Si giustifica, a dice. proposito delle foto, diciamo, non è un amico. Nota una cosa, che dalle prime pagine l'Emilia Romagna è quasi scomparsa, mentre invece la situazione è gravissima ancora. Sì, ci sono molti risvolti, però vengono affrontati nelle pagine interne. Attenzione a questa. Romagna da ricostruire, non bastano 2 miliardi. Queste sono le parole di Bonaccini, il presidente della regione. Il commissario in genere dice un presidente della stessa regione che conosce il territorio e quindi può evidentemente agire meglio. Poi la flat tax, autonomia, balneari e catasto, le riforme Meloni bocciate dall'Europa. E ancora una volta dall'Europa, insomma, non sono, diciamo, proprio favorevolissimi a quanto sta facendo il nostro governo. Poi il caso, anche qui, massacrata dai vigili, vergogna a Milano. E qui c'è una foto che confusamente fa vedere. C'era un video anche ieri, insomma, questa poveraccia di questa trans che è stata fermata e picchiata con i manganelli. E poi la regina del rock, vedi, leggiamo addio alla leggenda Tina Turner, 200 milioni di dischi che ha venduto, insomma, così, un numero tanto per dire, no? Numeri impressionanti davvero. Allora attenzione, il Messaggero, anche qui c'è la politica, oggi c'è tanta politica, l'Europa boccia l'autonomia, è davvero molto diretto il titolo. L'Unione Europea, la riforma mette a rischio i conti e amplia i divari. Su PNRR modifiche entro giugno, bilancio record dell'INPS con un avanzo di 7 miliardi statali, il TFS si può pagare subito. L'autonomia naturalmente è l'autonomia differenziata per le ma regioni. Voglio dire questo, che ci sia un dibattito in Europa è normalissimo, con pareri favorevoli e pareri contrari, così come in Italia. Non significa boccia, non significa che è bocciata per sempre, ci sono pareri anche negativi, così come ci sono posizioni diverse. Poi dopo si va a una sintesi, si va a vedere, ancora non è stato deciso niente, ecco. Allora, anche qui la cronaca, spari davanti al bar, colpita una bimba durante una festa, 2 giovani aprono il fuoco, dopo la lite sono stati fermati. Mamma mia, questa feriti anche i genitori della piccola. Brutta vicenda, anche qui il rock perde la sua regina, il riferimento è a Tina Turner, ma la notizia in basso riportata su quanto accaduto ieri a Milano, spray e manganelli per immobilizzarla e bufera sui vigili. Sì. Adesso c'è il Fatto Quotidiano, corteo per Falcone, il titolo è proprio diretto, ve lo leggiamo subito. La questura sapeva cariche ingiustificate, scrive, no, durante la marcia la Digos d'accordo, poi il contrordine che è arrivato dall'alto. Questa è l'interpretazione e la lettura fatta dal Fatto Quotidiano. Siamo adesso sul Giornale, che ha in apertura, proprio in alto, le manganellate contro il trans in strada, Milano insicura, forza dell'ordine esasperate, quindi c'è in qualche modo giustificano irregolare nudo davanti a scuola, voleva sfuggire all'arresto, la ricostruzione che viene fatta. Poi tasse e casa, il muro di Bruxelles, l'Unione Europea morbida con l'Italia sul PNRR, ma in cambio si intromette nelle scelte economiche del governo. Diciamo che noi facciamo parte dell'Europa, quindi vabbè. Insomma, questa è la lettura, la traduzione che fa il Giornale. Tina Turner, per sempre la regina del rock, morta a 83 anni, e anche qui si legge del ponte, ok, Salvini esulta, il cavaliere promessa mantenuta, scrive il Giornale. Siamo adesso sulla prima pagina della Verità. Si può dire che D'Alema tratta armi, no, niente meno. Un alto là alle intimidazioni dei politici verso la libera stampa. Poi ancora leggiamo. No, aspetta, cosa dice su D'Alema? Il garante? Il garante rigetta il ricorso di Baffino D'Alema contro la Verità. Pubblicare l'audio in cui l'ex premier mercanteggia per piazzare corvette alla Colombia è corretta attività giornalistica esercitata nell'interesse del pubblico nel rispetto del principio di essenzialità. Ma forse risale a quando D'Alema era presidente del Consiglio o no? Non lo so.
so, certamente, non la conosco questa storia. diciamo che forse non era più Presidente del Consiglio, però insomma non è recentissima la vicenda. Poi l'Unione Europea vuole vietare gli aiuti per le bollette. Attenzione, ci risiamo, le raccomandazioni di Bruxelles prevedono di lasciare gli italiani in difficoltà al loro destino e di stangare con le tasse quelli un po' più ambienti. Torna infatti il pressing per la riforma del catasto edilizio. Insomma, non c'è tempo di respirare, Michele. Assolutamente. Vabbè, ripetiamo, si tratta di ancora dibattiti, interventi, pressioni, non ci sono decisioni ancora prese. Va bene, comunque. Allora, torniamo di nuovo a quanto è avvenuto in Emilia, ancora nel fango, nella strada dei fantasmi a Faenza, nel campo 9 di dimenticato. L'Avvenire c'ha una bella prima pagina. Dove non è finita. E poi il ministro Musumeci dice fino a 900 euro alle famiglie al mese, timori per l'acqua, ma non c'è per il momento allarme. Ritorna anche la pioggia, dice. Sì, torna la pioggia sulle terre allagate. Oggi il sopralluogo della Meloni, anche della von der Leyen in Emilia. Quindi questa Europa che ci strattona continuamente, sta arrivando oggi, poi invece oggi viene a farci manifestare solidarietà. Ti leggo anche utero in affitto e bambini, lo stop di PD e Movimento 5 Stelle non riesce, anche qui foto notizia, donna alterata resiste e viene manganellata. Questa è la notizia. Chiudiamo con due notizie veloci. La trappola degli aiuti, lo scrive il manifesto, bruciano gas, quindi il clima cambia, quindi arriva il diluvio, quindi arrivano gli aiuti e negli aiuti c'è il gas. Nel decreto alluvione il governo infila una norma per semplificare la realizzazione dei rigassificatori. Che loro non vedono di buon occhio, mentre invece ci sono quelli che le vedono di buon occhio. Chiudiamo con il ponte degli italiani, un titolo che abbiamo già visto stamattina, era anche sulla Sicilia, il governo al lavoro, sì definitivo al decreto Salvini. E poi estradizione dei terroristi dalla Francia, la sinistra non vota, è gente anziana e c'è Macron il romanesco dice alla fine sarei 10 pensioni in meno sul groppone, che di questi tempi non sarebbe male, dopo tutto l'inferno che è successo in Francia contro l'aumento delle pensioni di 2 anni dell'età pensionabile. Va bene. Questo diciamo la rassegna stampa di stamattina, Michele. Bravissimo Angelo, grazie. E allora adesso diamo un'occhiata al meteo molto importante anche dalle nostre parti. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo a tratti ancora instabile al nord Italia nella giornata di giovedì, specie a nord-ovest, più soleggiato invece al centro-sud, eccetto qualche fenomeno tra Appennino e medio-alto versante tirrenico. In dettaglio in Sicilia ci attende una giornata di giovedì in prevalenza stabile ed assolata, eccetto qualche innocuo annuvolamento di passaggio. Nel pomeriggio una leggera variabilità con qualche debole goccia di pioggia nelle zone interne. Ventilazione debole con mari in prevalenza calmi, clima mite con temperature fino ai 24-26 gradi. Dando un accenno anche alla situazione attesa poi per la giornata di venerdì, avremo condizioni di tempo stabile ed assolato in mattinata, poi nel pomeriggio si formerà nuovamente qualche acquazzone nelle zone interne. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi, contesto climatico ancora mite con temperature stazionarie. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo. Alle 8 in punto è venuto a trovarci Vincenzo Drago, è il quarto dei 7 candidati a sindaco per la città di Catania. La rubrica, il format si chiama 7x7, 7 minuti per ciascuno di voi, magnifici 7. Allora, Vincenzo Drago è sostenuto dalla lista Socialismo Democratico PSD. Lei ha un programma molto articolato, diciamo, di attività amministrative che farebbe se fosse eletto sindaco. Parcheggi, incentivi per chi investe nella zona industriale, infrastrutture, è vero? Sì, il programma, che si articola in 19 punti, è concentrato maggiormente sull'aspetto sociale, cioè la persona al centro e la finanza subito dopo. Non che la finanza sia meno importante, ma sicuramente viene dopo la persona. Catania in questo momento è una città maltrattata, i cittadini sono sfiduciati, quindi a riacquistare la fiducia delle persone si può fare soltanto in un modo: facendole vivere meglio, facendole vivere in una città più pulita, in una città più sicura, incentivando il lavoro e
per quanto riguarda le infrastrutture, in questo momento, come sappiamo, il Comune è in dissesto, quindi le infrastrutture che possiamo ipotizzare sono quelle che consentono attualmente le poste in bilancio, perché da qui ai prossimi 5 anni non si potranno fare grosse infrastrutture, quindi è inutile promettere alla gente cose che poi non si possono realizzare. Lei comunque è d'accordo sul collegamento città-aeroporto e stazione-porto? Assolutamente sì. Waterfront, eccetera? Assolutamente sì. Vi ricordo che stanno per partire i lavori di allungamento della pista dell'aeroporto dagli attuali 2.400 metri ai prossimi 3.100, quindi potranno atterrare Boeing 737, questo aumenterà il flusso dei turisti, ma questi turisti dovranno pur raggiungere la città e in questo momento è veramente un problema, perché il trasporto pubblico lascia molto a desiderare, l'avrete visto anche voi, quante volte uscendo dall'aerostazione ci sono veramente flotte di turisti fermi lì alla fermata che aspettano e quando arriva un autobus non riescono a salire tutti e devono aspettare un'altra mezz'ora. Invece lei cosa propone per questo? Per questo io propongo intanto un servizio di bus navetta, ovviamente elettrico, ma frequente, che dall'aeroporto porti i turisti almeno fino al Tondicello della Playa. Dice, ma perché il Tondicello della Playa? Perché intanto il tempo di percorrenza dall'aeroporto a Tondicello della Playa saranno sì e no 4 minuti scarsi, quindi è possibile un turnover molto più articolato e più frequente. E poi dal Tondicello della Playa i turisti, se dovessi essere deciso il sindaco, io farei un marciapiede pedonabile molto più comodo di quello attuale, che dal Tondicello della Playa porta a Piazza Alcalá, per cui i turisti ben potrebbero anche a piedi veramente poi volendo. Sì, raggiungere al centro lei della ha parlato città. anche di sicurezza e a questo proposito volevo ricordarle che Trantino ieri proprio qui ha parlato per la prima volta non solo di rafforzamento della polizia, di tavoli con il prefetto naturalmente, ma ha detto anche di avere parlato con il ministro Crosetto per l'eventuale arrivo di militari a Catania, non in funzione repressiva ma in funzione, diciamo così, per evitare che nei quartieri ci possano essere movide violente, eccetera. Lei che ne pensa? Allora guardi, io non credo che la soluzione sia questa, ma sa perché? Perché intanto quanti militari ci vorrebbero nei quartieri, nelle città? Vi ricordo che un quartiere come Librino, 70.000 persone, è un'altra città, e così anche San Giorgio, eccetera. Quanti militari ci vorrebbero? E poi lei pensa che la presenza di giovani, che alla fine sarebbero giovanissimi militari, seppur armati, così sia da deterrente per gente che è abituata a delinquere purtroppo nei quartieri, soprattutto con Lei non crede a questo? Io non credo a questo, assolutamente. La sicurezza si affronta. 1. Illuminazione delle strade, perché il buio è ricettacolo di criminalità. 2. Servizio di videosorveglianza stavolta potenziato, perché sa, se tu sai di poter essere registrato e videosorvegliato, ci pensi un attimo, perché le forze dell'ordine ben potrebbero risalire. Lì non scappi, con la videosorveglianza non scappi. E poi ovviamente i tavoli con la prefettura. Senta, con chi è detto. Abbiamo ancora un paio di minuti e una domanda gliela vorrei fare io, poi lascio la parola al collega. Ma è vero che lei vuole reintrodurre una moneta? Sì, guardi, l'ho pure portata. No! Sì. Questa è la banconota di 50 sicani. Come si chiama? 50? Sicani, come i siciliani, che verrebbe stampata dalla città autonoma di Catania. La moneta complementare non è una mia invenzione, la moneta complementare, che è disciplinata dalla Banca Centrale Europea, già è stata adottata da alcuni comuni anche italiani dopo il Covid. Cos'era la moneta complementare? Tutti i cittadini con un reddito inferiore a 1.000 euro potranno spenderla soltanto in città, quindi non avrebbe valore legale fuori, e soltanto in alcuni circuiti a cui aderirebbero commercianti, eccetera. Se non ho capito male, come se fossero dei buoni. Ecco, sono come se fossero dei buoni, una sorta di baratto in carta. Angelo. Allora, Dago, stamattina volevo chiedere, lei è appoggiato da questa lista Social-Democrazia, ma non è, diciamo, uno schieramento, un richiamo un po' alla Prima Repubblica? Assolutamente lo è, assolutamente sì, perché... E non è un po' antico? Ma guardi, ciò che è antico, ma
che è ricco di valori, se innovato, quindi se riadattato ai tempi moderni, può essere soltanto una garanzia di serietà, una riscoperta di valori politici, perché oggi gli schieramenti non hanno più purtroppo valore politico. La politica si faceva veramente nella Prima Repubblica. I socialdemocratici a Catania ci sono. Com'è? I socialdemocratici a Catania. I socialdemocratici a Catania ci sono, andrebbero riuniti e ricompattati, perché c'è molto desiderio, ma anche tra i giovani, quelli che non l'hanno vissuta la Prima Repubblica, però ne sanno qualcosa. Perfetto, grazie a Vincenzo Drago che ha stato in tempi perfettissimi, ci ha esposto parte del suo programma, naturalmente in termini rapidissimi, come è giusto che sia per questo format 7x7. In bocca al lupo, grazie. Ci rivedremo naturalmente dopo domenica. E adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo di studenti che vengono in Sicilia a fare esperienza, a studiare e a conoscere meglio la nostra bellissima regione. State con noi, buongiorno Sicilia. Sono le 8:09, siete sempre a Buongiorno Sicilia. Allora, l'UNESCO, che è l'ONU per la cultura, ha organizzato naturalmente scambi tra studenti. In particolare in questo momento ci sono delle studentesse dell'Università di Rotterdam, quindi sono olandesi, che sono in visita in Sicilia per imparare, per vedere le nostre bellezze, le attrattive culturali e ripartiranno domani, quindi le stiamo prendendo pelo pelo. Fra poco ce le avremo in collegamento adesso fra un momento Antonio Borgese, che è il coordinatore di questo progetto dell'UNESCO, ripeto, e poi eccolo qua, gli do il buongiorno, è l'assessore allo sport, turismo, politiche giovanili, eccoli qua i giovani del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia. Buongiorno e benvenuta anche lei. Ci sentono? C'hanno l'audio? Vediamo un attimo se c'è l'audio, se no vi dico io di che cosa si tratta nel frattempo. Sono queste studentesse in particolare, guidate da una professoressa che si chiama Annemarie van Clacherem, che stanno girando, in particolare nella zona di Palermo soprattutto, assistite anche dalle nostre strutture amministrative, ecco perché c'è anche l'assessore allo sport. E saremo curiosi fra poco di sapere che cos'è che le ha colpite in modo particolare, le straordinarie bellezze naturali e artistiche che ci sono anche in Sicilia. Non so se adesso abbiamo l'audio in funzionamento. Mi sente Borgese? Sì, io la sento. Bene, allora ci parli un po' di questo progetto per favore. Lei è il coordinatore del progetto UNESCO che ha consentito a questo gruppo di studentesse di venire in Sicilia, non sono le uniche naturalmente. No, allora io faccio parte dell'unità promozione turistica dell'assessorato al turismo del Comune di Palermo e abbiamo accolto con grande onore, con grande piacere, la richiesta da parte dell'Università in Holland di Rotterdam di Scienze Applicate di accogliere delle studentesse che frequentano il secondo corso della facoltà di turismo. E tra i vari punti che volevano toccare, volevano che noi discutessimo, c'è proprio l'UNESCO, ovvero l'itinerario arabo-normanno che dal 2015 è entrato a far parte della lista del patrimonio mondiale UNESCO. E per capire anche i motivi dell'ingresso di questo particolare itinerario e quanto questo itinerario abbia influito nell'aumento dei flussi turistici a Palermo. Perfetto. Allora, prima di chiederle che impressione hanno avuto quello che lei ha potuto raccogliere, vorrei dare la parola all'assessore alle politiche giovanili di Palermo, Sabrina Figuccia. Assessore, ha avuto modo di, come dire, sentire riscontri per questa esperienza, un'esperienza molto bella, io penso che non sarà l'unica naturalmente e che prevede forse anche scambi reciproci, no?
Assolutamente sì, devo dire culture totalmente diverse che però si sono unite in un abbraccio comune partendo da quelli che sono le principali macro aree che loro hanno voluto, diciamo, approfondire, scegliendo Palermo come, diciamo, case study di loro interesse, a partire, diciamo, da un tema che sicuramente ci ha appassionato principalmente, che sicuramente è quello della cultura, senza tralasciare però un tema, come dire, che ha una nota di curiosità, che è il cosiddetto turismo etico. Etico, Diciamo, bello, etico. turismo etico, sì, cioè quel cliché intorno al quale spesso il turista si muove e che magari colloca la Sicilia dentro una nomea che è mafia. Ecco, abbiamo provato insieme a loro a capire come uscire da quel cliché in cui spesso alcune mete turistiche vengono identificate attraverso dei tour cosiddetti appunto etici, che sono appunto il tour mafia, il tour da Missing Experience, ma anche la street art e quindi i tour intorno a questi bellissimi murales che negli ultimi anni hanno colorato, diciamo, la città, raccontando dei nostri beniamini, raccontando di Falcone Borsellino, ma raccontando anche come i giovani hanno bisogno e voglia di esprimersi attraverso valori in cui si possono rivedere e che possono raccontare la città con occhi assolutamente diversi. Borgese, volevo chiedere a Borgese, che è il coordinatore del progetto UNESCO, quindi sono usciti da questo cliché che diceva un attimo fa l'assessore, queste studentesse con la professoressa? Sì, certo, anche perché comunque consideriamo che sono dei ragazzi che studiano turismo, quindi hanno già una forma mentis diversa rispetto a una persona classica che fa turismo sotto passione o per altro. Quindi loro erano molto curiosi, dopo ci hanno fatto tantissime domande, soprattutto legato ad altri aspetti relativi all'overtourism e appunto, come diceva l'assessore, al turismo sostenibile etico. E quindi volevamo sapere se per esempio a Palermo c'era un sovraffollamento di turisti in determinati itinerari a discapito di altri, e questo sì, purtroppo succede, e infatti abbiamo detto loro che comunque Palermo e la Sicilia, per la sua lunga storia e per tante illuminazioni che abbiamo avuto, abbiamo un vasto patrimonio monumentale che testimonia di questo passaggio. A suo avviso che cosa hanno apprezzato di più? L'aspetto naturalistico, come dire, le bellezze della zona di Palermo, o la parte culturale? Ecco, la parte culturale, perché fine al loro studio, cioè quello di capire quanto la programmazione del sito UNESCO abbia influito nell'aumentare i turistici. Continui pure. Dicevo questo, appunto, quindi loro erano più colpiti dall'aspetto culturale e quanto questo abbia influito nell'aumento dei turistici. Perfetto. Naturalmente il loro campo di studio, quindi è quello che interessa loro. Certo. Non so se è arrivata, mi pare di aver capito che è arrivata la professoressa Anne Marie von Clacherem. Eccola qua, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Non so se pronuncio bene il suo nome, Anne Marie von Clacherem, giusto? Not good, not bad, huh? Right, good, well done. Grazie, ma lei è inquadrata in un posto meraviglioso, in mezzo, dove si trova? Che è fantastica, in mezzo ai fiori, in mezzo... Dov'è? Oh, sorry, can you translate it into English? Ah, you speak English, you don't speak Italian. Yes, no Italian, no. Vabbè, sto chiedendo dove stai. Where are you now? At the hotel or in a At the hotel, special... yes. No, in hotel, niente, questo è un... At the hotel in the è semplicemente in albergo. What the students... No, I wish it was, no. Right in the middle, in the city center of Palermo. Okay, the student, what did they like the most? What did they prefer in Palermo?
Of course, the food. They love the food. We did a food tour last. Food, vengono qua a mangiare. Ma scusi, Yes. mangiare, professoressa. Food, hai capito? And the culture, la cultura, the culture. Well, yes. They really enjoyed the old buildings, the chiesas, the cathedral. Quindi edifici, cattedrale, prego. Chiesa, yes. The old streets, Teatro Massimo, the monuments. But your Italian is perfect, Professor. You speak Italian very well. Ok, let's go on. Continuiamo, sì. Yes. Quindi questi monumenti, are they leaving tomorrow? Partiranno domani? Some of them, yes, and the other ones are leaving on Saturday. Saturday. Sabato, Va bene. Yes, Ok. tomorrow and Saturday. Ok, grazie, è fantastica la sua testimonianza. We thank you very much. Però we prefer to speak Italian with the others, con gli altri. Assessore Figuccia, il ruolo della regione dentro questa operazione che fa l'UNESCO a livello internazionale, qual è? Beh, sicuramente intanto mi veniva da sorridere, dicevo buona la prima quando la professoressa ha detto cosa ha preferito, il cibo, quindi evidentemente sì. Non ha avuto dubbi, the food. Sicuramente, come dire, soggetto facilitatore rispetto a quelle che sono state le istanze delle nostre studentesse che sono state accolte e portate in giro per le nostre meraviglie. Ecco, vedete, abbiamo fatto gustare anche i nostri cibi, quindi il nostro è chiaramente un ruolo di facilitazione rispetto a quelle che sono le buone prassi e di creazione di relazioni con modelli europei, internazionali che possono. No, non mi cada. No, assessore, stava dicendo una cosa che possono aumentare i flussi turistici sia diciamo incoming ovviamente che rispetto a quelle che sono le esperienze che possono fare anche i nostri giovani. Appunto, questo mi interessa, assessore, la interrompo. Questa cosa, due cose. Intanto è diversa dall'Erasmus, giusto? E secondo, anche i nostri possono farlo e non solo le studentesse, spero anche gli studenti, no? Certo. È proprio questo l'intendimento anche di una relazione privilegiata non soltanto con l'Università degli Studi di Palermo, ma anche con gli istituti superiori che possono fare esperienze di questo genere con altre realtà, diciamo scuole, diciamo licei. I nostri licei palermitani hanno già avuto esperienze di questo tipo e siamo ovviamente disponibili e pronti ad accogliere tutti i ragazzi delle università che potranno e che vorranno valorizzare la nostra cultura nei loro paesi. Ritengo che gli strumenti che le istituzioni devono darsi non sono soltanto quelli istituzionali, ma anche quelli delle buone prassi e delle relazioni internazionali con altri modelli internazionali, appunto. Ecco, sono le scuole, mi scusi per chiudere, assessore, sono le scuole che organizzano questo cui voi date assistenza, non è che si fa a livello di gruppo individuale, è così? No, sicuramente rispetto a quelli che sono i modelli che abbiamo creato in questo momento, sono sicuramente le scuole e le università che creano questa rete virtuosa nella quale l'amministrazione comunale, anche in virtù diciamo di quelli che sono progetti extracomunali, può supportare questi percorsi. Perfetto. Nel caso specifico, noi siamo beneficiari di un importante intervento ministeriale che vede insieme la rete dei comuni di Palermo, Monreale e Cefalù proprio intorno a un macro progetto di valorizzazione UNESCO che parte dai processi di digitalizzazione, perché questi ragazzi hanno un'enorme familiarità con i processi digitali, quindi è importante, come dire, correre dietro diciamo le loro attitudini, correre dietro i loro modelli operativi che sono sicuramente più avanti rispetto diciamo
sono le idee, i modelli istituzionali, quindi siamo sicuramente noi che dobbiamo metterci al passo e tentiamo farlo con grande energia. Grazie Assessore, l'assessore Sabrina Figuccia delle politiche giovanili del Comune di Palermo, grazie a Antonio Borgese che è il coordinatore del progetto UNESCO, buona prosecuzione e complimenti per questa bellissima iniziativa. Un saluto finale, se lo posso fare, alla professoressa Annemarie von Klacherem, vediamo se la vediamo. Cioè, è andata via, vabbè, le volevo augurare buon viaggio, dirle 2 parole scherzosamente, ma fa niente. Allora adesso facciamo una pausa, tra poco sogneremo, no ma non scherzo, non è che vi dovete rimettere ad addormentarvi, è onirica, parleremo di fotografie e di fotografie da sogno. State con noi, buongiorno Sicilia. Alle 25, buongiorno Sicilia, parliamo di onirica e di Atlante umano siciliano. Lo facciamo con il nostro ospite Antonello Ferrara, che è presidente dell'associazione Onirica. Complimenti, grazie per essere qui. Si apre sabato a Catania, dove? In via Ingegnere 34, angolo via Etnea. E che cos'è Onirica? Onirica è un'associazione composta da 10 amatori della fotografia che hanno deciso di mettersi insieme e creare questo spazio dove in qualche modo riusciremo a fare delle piccole mostre, fare dei workshop, fare delle iniziative che promuovano la partecipazione al bello e alla cultura attraverso lo strumento della fotografia. Esempio, io sono un appassionato, ho fatto delle fotografie importanti alle Gole dell'Alcantara, non so, certo. Come faccio per mettermi in contatto con voi? Vabbè, innanzitutto abbiamo un sito che è www.oniricaspazio-creativo.com con ovviamente l'allegato anche mail. Ma può venire a trovarci nei vari appuntamenti. Siete in parecchio o siete siamo un gruppetto di 10 appassionati. Ex fotografo o fotografo, anche lei? No, io sono un fotografo come tutti, ma non lo faccio come professionista ovviamente, siamo semplicemente degli appassionati, amatori che in qualche modo abbiamo preso questa passione, ma proprio per mettere l'arte in uno spazio importante della nostra vita, che ovviamente ce ne sono tanti spazi, ci sono la famiglia, il lavoro, ma anche la creatività. Onirica, che un po' richiama il sogno. Perché il subconscio è il luogo del sogno, e se noi quando sogniamo c'è questo rapporto con il nostro subconscio. Se riusciamo a portare in fotografia il nostro subconscio, in qualche modo riusciamo a far portare una parte di noi molto intima, che magari può essere anche non solo un sogno bello, a volte possono essere anche dei sogni brutti. Sono angoscianti. Però avere questa possibilità, questo spazio, questa occasione dove i propri sogni diventano un'immagine. In fondo i sogni sono questi, sono immagini. La prima iniziativa che loro fanno si chiama Atlante umano siciliano, che debutta sabato. Questo che cos'è? È un lavoro fatto da Francesco Faraci, qui ho il suo libro, che è un fotografo importantissimo, è di Palermo, ed è stato il fotografo che ha seguito tutto il Giova Beach di Giovanotti 2 anni fa. E quindi è assolutamente uno dei maggiori fotografi siciliani. La cosa interessante è che lui per 3 anni ha girato la Sicilia ed è riuscito a fare uno spaccato inusuale di questa nostra terra, di questa nostra isola, che in qualche modo è estremamente ben collegato anche alla storia della fotografia, perché ovviamente noi fotografi di solito copiamo quello che hanno fatto i grandi. Anche per fare vedere che siete sulla scia, che siete colti, che conoscete la storia della fotografia. Sì, c'è una dimensione culturale assolutamente un po' come fanno gli artisti, no? Che seguono le scuole, diciamo. Però sono fotografie bellissime, possiamo vederne qualcuna e commentarle insieme, perché ho visto questo bianco e nero magnifico. Sì. Ecco. E difatti nella prima riunione, nel primo incontro, noi ragioneremo insieme a lui, insieme a Faraci, docenti, diciamo. Sì, insieme a docenti della fotografia dell'Accademia di Catania, come Pippo Pappalardo, che è uno dei maggiori critici italiani di fotografia. Proprio perché la questione che ci chiediamo, la luce della Sicilia, fotografare la Sicilia è facile, è difficile.
Quale opportunità diamo ai nostri giovani per quanto riguarda non solo fotografare, ma la fruizione degli spazi, la fruizione della formazione? Cosa significa guardare la Sicilia con occhi innovativi nel rispetto anche della tradizione? E queste sono tutte fotografie di Faraci o sono... Queste sono tutte fotografie di Faraci. Che fotografa, se non ho capito male, soprattutto bambini e adolescenti, non in questo caso, però poi ambientate in una Sicilia un po' fondamentalmente apparentemente rurale. Apparentemente rurale, giusto. Per esempio, lui si rifà a un lavoro di Robert Frank degli anni 50. Per quelli che amano la storia della fotografia. Degli anni 50, che in America lui ha passato 3 anni, era un fotografo europeo, è stato assoldato dagli americani, ha detto fatti un giro degli Stati Uniti, raccontaci fotograficamente. Ma sarebbe bello se la politica, per esempio, assoldasse 10 giovani fotografi siciliani e dicesse: fatevi un giro della Sicilia, riportate dopo 2 anni, riportateci. Bravo, questo è un consiglio bellissimo. Avevamo un minuto fa l'assessore di Palermo, vabbè, no, lei si occupa in particolare solo di Palermo, l'assessore Figuccia, sicuramente sarebbe stata interessata, immagino io. Con la docente Carmen Cardillo, che parteciperà a questa iniziativa, proprio ci siamo chiesti: ma ai giovani cosa diamo come opportunità per fotografare la Sicilia e gli spazi culturali per la Sicilia? Quindi Onirica vuole dare questa opportunità anche ai giovani. Raccontare le gole dall'Alcantara è bellissimo, ma mi piacerebbe vederlo fatto in modo innovativo, anche perché adesso ci sono i video, ci sono le nuove arti, c'è l'intelligenza artificiale. Noi il 19 faremo un incontro sull'intelligenza artificiale, perché la fotografia di intelligenza artificiale, l'avete visto, il finto arresto di Trump, sì. No? Oppure, anche su Putin ne sono uscite. Oppure sulla famiglia reale, tutte fake. Anche il Papa. Il Papa. Ma questo le chiedo io, ma la fotografia, diciamoci la verità, non rischia, un po' come il giornalismo, di essere, non dico soffocata, ma quasi, dalle nuove tecnologie, dove tutti fotografano, come tutti commentano e raccontano. Da un lato c'è un aspetto assolutamente importante. Negli Stati Uniti adesso c'è uno sciopero degli sceneggiatori, sì. Perché ovviamente si vuole salvaguardare l'autorialità e la capacità dell'uomo di... È uno strumento in più per quanto riguarda la fotografia, è come la rivoluzione che è stata con il digitale, che ha consentito a tantissimi, attraverso il cellulare, di potersi riavvicinare alla fotografia. Io per primo, io scatto solamente da 4 anni in qualche modo. Invece per quanto l'intelligenza artificiale richiede molto studio, non è facile. Cioè non è che subito uno mette 2 dati, 2 richieste e riesce fuori la fotografia. Fammi 2 foto. Esattamente. È molto più complesso, è veramente difficile ottenere quella tipologia di risultato. L'importante è che sia chiaro che il risultato che è stato ottenuto attraverso un certo tipo di Quindi processo. Quindi a voi non crea nessun problema, cioè ci può essere... Ci interroga. Interroga non è male, che riguarda un po' tutti. Allora, diamo gli appuntamenti. Sabato 27 si inaugura Atlante Umano Siciliano, siamo al nuovo spazio dedicato alla fotografia a Catania, che si chiama Onirica, che è diretto promosso da Antonello Ferrara. E poi avete altri progetti già? Il 12 abbiamo appunto questo appuntamento con il professor Tomagra, sempre dell'Accademia di Catania, che è esperto di questo settore. Dall'altra parte avremo anche, sarà un dibattito, avremo un pro invece fotografia digitale analogica, come l'avvocato Mirko Lamartina, che è ferreo sulla difesa della fotografia pura analogica. Non questa qua. E poi avremo il 19 invece un lavoro fatto da un giovane a 65 anni, fotografo di Modica, che si chiama Pippo Pitino, ed è un ex ferroviere, un ex capotreno, che ha fotografato negli anni, nella tratta che andava da Siracusa a Ragusa, le persone che stavano dentro il treno. Bellissimo. Ed è uscito un ritratto meraviglioso, soprattutto di tantissimi turisti. È un ritratto assolutamente inedito che noi portiamo il suo libro per ragionare insieme su cosa significa. Fateci sapere quando la fate questa nota, perché veramente verremo a trovarvi e magari ci passate un po' di foto, le mettiamo, perché sono foto bellissime. C'era una del treno che arriva su Ragusa, fatta dal vagone, proprio
come si chiama, dal conducente del treno, ed è bellissima, sembra un'astronave perché il treno, quello è il nuovo modello, sembra un'astronave che sta arrivando su Ibla, che sta scendendo su Ibla. Fantastico, complimenti, davvero ci avete fatto sognare, come è giusto, onirica. È stato un piacere, vi aspettiamo per Grazie. sabato. Ci vedremo sabato, quindi questo nuovo spazio onirica in via Ingegnere, angolo via Etnea. Grazie e complimenti a Antonella Ferrara. Adesso facciamo una breve pausa e poi ce ne andremo sull'Etna. Buongiorno Sicilia. Parto. Mi sembri eccitato. Sì, mi vado a fare una vacanza. Dove? All'estero. Vero? Sì, sì. Parti? Sì. Verso dove? Per esempio? Parti della Francia, vicino alla Germania. Quindi proprio fuori Italia, proprio l'estero. Sì, sì. Che per te, già da Reggio Calabria per te è l'estero. Beh, no, intanto vado io. E come ci vai, scusa? Come ci vado? Cioè, no, voglio dire, nel momento in cui tu te ne vai all'estero, come ti esprimi? Cosa fai? Parlo, il segnale. Tu parli? Ah, perché tu parli le lingue straniere? Perché Ma tu non c'è. Allora, cominciamo da capo. Tu non puoi andare all'estero con la tua lingua. Perché tu per andare all'estero devi cambiare la tua lingua. Cioè, tu ora pensi che io arrivo là, mi prendo la lingua di qualche cristiano e me la metto a mocchio. Ah no! Allora, cambia. No. Andiamo. Io ci vado con la mia lingua. Sì, ok. Cioè, è una vita che ce l'ho a calma. Anche io ci vado con la mia lingua. Ma siccome tu sei quello che sei, tu per andare all'estero devi cambiare la tua lingua, cioè devi prendere una lingua straniera. Ma neanche per idea, mi metto la lappana e vai con un mucchio. Ti metti la lingua, capisci che stiamo parlando della lingua, no? Cioè la lingua, capisci? La lingua. Guarda che non è qua la lingua. No, nel senso, dico la lingua. Allora, parliamo, grazie. Stiamo parlando ovviamente della stessa cosa, no? Della lingua. Ok, ti faccio un esempio, no? In Sicilia, per esempio a Catania, che cosa si parla? Che lingua si parla? Il cataniano. Il cataniano. Vabbè, siamo in Sicilia, o cataniano. In Sicilia si parla, a Catania si parla il siciliano. Siciliano. In Sicilia si parla il siciliano. Siciliano. Già a Catania c'è l'elefante, vero? In Sicilia si parla il siciliano. Dove questo ano, che cos'è ano? Il pertusato. No, perché me lo chiedi? Perché tu devi stare attento a quello che dici. Ano è la desinenza. Abitano là. Desinenza ano. Non ci sono desinenza ano. Dici dove abiti? Siciliano. Bravo. In Italia cosa si parla? L'italiano. Siciliano. Abita tutto all'ano. Lei dove abita? Quarto piano. Lei settimo piano. Lei terzo piano. Come si chiama il portiere? Scorreggino. In Sicilia si parla il siciliano. Parlo della desinenza. La residenza. Desinenza. Siciliano. Italiano. All'estero invece cosa si parla? L'esteriano. All'estero si parlano le altre lingue, Totino. No, perché cambia la desinenza. Non ci potevano stare più, c'era troppa puzza. Ma che puzza? Cambia la desinenza. Allora, per esempio, se vai in Francia cosa parlano? In Francia parlano il françoise. Residenza ano. No! Sì. No! Sì. Residenza ese! No, sei così ano. No. Te lo dire no! Come dici tu? Cambia la desinenza! No, vabbè. Desinenza ese! Vabbè. Francia ese! Hanno cambiato caso. Se vai in Inghilterra cosa parlano? In Inghilterra si parla l'inglese. Ho capito. Francese. Cretino, ho capito. Francese, inglese, perché tu cinese, francese. Perché la desinenza? Ho capito. Se vai in Spagna cosa parlano? Lo spagnese.
In Spagna parlano lo spagnolo! Perché tu che hai detto che in Francia parlano un franciolo? Non lo capisci. Non ne capisci Non niente! capisci niente. Non ne sai niente! Però lo confondi. Non le sa! Però lo confondi. Una cosa è proprio... Non lo sa! Non lo sa! No, diciamo, lo confondi. Mi fa confondere. Anche io ho Francese, perso il inglese. filo. a un Lui certo che punto. parla tignese. E insieme a ciò divertentissimo si erano Totti e Totino naturalmente. Domani sera alle 23 assolutamente da non perdere. Un aggiornamento, purtroppo un fatto di sangue, c'è stato un omicidio all'alba nel Catanese, è stato assassinato un uomo di 44 anni in via Masaccio vicino a San Gregorio, è stato fermato un uomo che potrebbe essere coinvolto, non sappiamo ancora. Adesso però parliamo di Etna e lo facciamo con un vulcanologo che non è catanese ma è tedesco, si chiama Boris Benke, ed è però da quasi 30 anni che studia l'Etna, che studia il nostro vulcano. Ci dà un aggiornamento perché io ho letto che l'eruzione di ieri si è conclusa, quella alle 16:50, quella monitorata dall'istituto nostro di geofisica e vulcanologia. Non c'è niente stamattina, no? Stamattina No, è c'è. tutta tranquilla, No, sì. tranquilla. Ci dà un po' di respiro. Un po' di respiro, niente cenere, un po' di aerei. Senta, ma ci racconti un po' la sua esperienza, Boris, che è bellissima, è una bella È storia. un'esperienza bellissima perché gli etnei effettivamente che sono altrettanto interessanti, no? Quindi sto vivendo il mio sogno di infanzia, non ci può essere meglio, no? Certo, e a un certo punto ha deciso di partire, quando è stato? Allora, ho studiato in Germania fino alla laurea, già scienze geologiche per diventare giustamente un vulcanologo e poi ho avuto la possibilità di fare un dottorato in ricerca qui a Catania, dove avevo già dei contatti, mi ero già familiarizzato e avevo imparato l'italiano e poi qualche mala parola in siciliano. Pure. E lui fa tema. parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Esatto. quindi come dire, quello che poi ci dà tutte le notizie, oltre che le ricerche scientifiche. Qui si trova a casa praticamente, è vero o no? Sì, per me è casa, è la casa che ho scelto del resto, non ci sono capitato ma l'ho scelta, quindi è un legame ancora diverso, no? Restando pure un po' di tedesco, però sono anche un po' sicilianizzato. No? Bene, questa è la Per conferma. forza. Prima abbiamo visto le studentesse olandesi, adesso il professore che è tedesco. Come dire, noi siamo veramente aperti a tutti, entrano e escono, che è un piacere, a noi ci fa veramente enorme piacere. Ha fatto famiglia qua in Sicilia oppure? Sì, anche Sì. se sì, ma mia moglie è francese, o francisa come si dice. Francisa, no? come si dice da noi. Invece la figlia è catanese. La figlia catanese, bello. È la più siciliana di noi. Bellissimo. Senta, ma è vero che una volta stava sorseggiando champagne per festeggiare la sua assunzione a tempo indeterminato, e che è successo? Che l'Etna ci ha subito dato da lavorare, molto bagliare, no? Che era, mi sembra, il 20 di dicembre che ero con i colleghi in sala operativa, abbiamo bevuto qualche bollicina, poi con mia moglie la sera a guardare la piccola attività dell'Etna che c'era, e 4 giorni dopo invece si è scatenato l'inferno. Un'eruzione importantissima, quella di fine anno del Esatto. 2018. Ma ci faccia capire, professore, allora, in questo momento che sta succedendo sull'Etna, che va e viene? Sì, allora l'Etna ha fatto questa, dopo il 2018, che alla fine ci sono state tante cose, ci sono stati tanti terremoti, ma l'eruzione stessa era molto piccola, non era quella che ci aspettavamo, no? Quindi l'impressione era quella che la vera eruzione ancora la doveva fare. E quindi 2 anni dopo, 2 anni e mezzo dopo, avevamo di nuovo tutta questa questi indicatori che l'Etna ora si stava preparando alla grande eruzione, e poi ha cominciato a fare tutta questa sequenza di fontane di lava. Ne ha fatto quasi una sessantina, no? Che ha fatto crescere i crateri sud-est, che è diventato la nuova vetta dell'Etna e tutto. Poi del resto era anche il suo 50° compleanno. Quindi ha festeggiato. E così ha festeggiato, quindi io dico sempre, grazie a questo 50° compleanno l'Etna non ci ha fatto un'eruzione sul fianco.
E quindi c'è andata, perché se l'avesse fatta... Quella è più pericolosa. Poteva diventare una cosa diversa. Quindi ecco, queste immagini per esempio cosa ci indicano in questo caso? Cioè, Allora, attività esplosiva, ma che è buon segno, no? Che esplode su piuttosto che di lato, no? È meglio così. Ovviamente abbiamo il problema della cenere, la Pili, per i quali dobbiamo, e questo lo ribadisco, cioè lo dico da 20 anni, che bisogna creare un sistema per gestire questa roba qui e fare pulizia e magari anche raccogliere questo materiale e stoccarlo e utilizzarlo, perché ci sarebbero sicuramente diversi modi di utilizzarlo. Si potrebbe utilizzare per esempio? Come materiale di costruzione ci sono delle ricerche a proposito. Ma da un punto di vista morfologico e non solo, perché è mutata anche la natura dell'Etna. Diciamo sì, l'Etna è un vulcano molto vivo, quindi un vulcano che attraversa diverse fasi che a volte sono più intense, meno intense. Pensiamo al 600 per esempio, quando la lava è arrivata alle porte di Catania, era ancora più attiva, più dinamica di adesso, però adesso abbiamo comunque la fase più dinamica degli ultimi secoli, quindi vediamo certamente una produttività maggiore, quindi le eruzioni sono più voluminose, più frequenti e soprattutto sono anche più intense, più esplosive, a dispetto della nozione dell'Etna come un vulcano buono, effusivo. L'Etna per me è un vulcano che è capace di fare essenzialmente quasi tutto, è come tutti i vulcani sulla Terra in uno, anche questa è una delle bellezze, no? Queste immagini sono bellissime, perché ci dicono, professore, qua? Fasi delle timpe, queste? Ecco, questa era una delle prime fasi di costruzione di questo vulcano, che ha cominciato praticamente nella zona di Aci Trezza, Aci Castello come attività sottomarina, e poi ha cominciato a fare un'attività più persistente che si è concentrata sempre di più nella zona dove si trova adesso l'Etna. E quindi questo vulcano ha avuto diverse fasi di crescita con diversi edifici che si sono sovrapposti uno all'altro, ogni tanto si sono anche un po' autodistrutti. Poi ha raggiunto la fase più grande dopo circa 55-57 mila anni prima di oggi. Ha avuto la sua fase più intensa di crescita, ha creato questo vulcano che postumamente chiamiamo l'ellittico. Come lo chiamate? Ellittico, no? Come un'ellisse. Già, è vero. E questo vulcano ha raggiunto un'altezza di circa 300 metri superiore a quella attuale, in modo tale che c'era probabilmente anche c'erano dei ghiacciai. Poi questo vulcano è esploso. E circa 15.000 anni fa. E poi in parte si è anche sprofondato formando una caldera giustamente dalla circonferenza ellittica. La caldera che vediamo ancora 2 pezzi dell'orlo a Pizzide Neri a Punta Lucia. Questi sono ancora gli orli, quelli originali di questa caldera. Pizzide Neri, dove c'è l'osservatorio sopra Lingua Grossa, e Punta Lucia sul lato nord-ovest, sopra Malletto. E lì ci si può arrivare, sì. Ci si arriva, sì, ci sono anche delle stazioni, c'è l'osservatorio. E la Valle del Bove c'entra niente lì con la Valle del Bove è venuta dopo. Quindi prima si è autodistrutto l'ellittico in dei cataclismi che sono difficili da immaginare, perché c'erano anche i ghiacciai, quindi hai questa attività esplosiva e il magma che si mescola con i ghiacciai, quindi non era un posto dove stare. Poi qualche millennio dopo, circa 8-9 mila anni fa, ha cominciato a franare il versante orientale del vulcano. Probabilmente una serie di frane, più o meno grosse, e il materiale poi si è depositato verso riposto, creando questo deposito che chiamiamo il Chiancone, che si vede bene quando ci si passa in barca davanti. E sicuramente c'era un clima anche più umido, più piovoso, che probabilmente ha anche aiutato a rimobilizzare molto di questo materiale, quindi anche quello era un periodo dinamico, nel quale si stasse lontani, soprattutto da quella parte. Quindi l'Etna è un vulcano che ha una storia molto movimentata. Ma lei suggerisce, a parte la nettezza urbana che abbiamo visto che ci vanno a fare le discariche, le gite sull'Etna le gite? Sì, andare si può arrivare ormai fino... Allora, c'è quella cosiddetta zona gialla che viene praticamente chiusa quando c'è attività sommitale, non è quella chiusura a 2000 metri di cui si parlava qualche giorno fa, è una zona definita come esposta a rischio quando c'è attività sommitale, quando c'è un'intensa attività sommitale, però
le escursioni si fanno ovviamente, e poi ci sono i periodi quando si apre anche l'accesso ai crateri sommitali, questo dipende ovviamente dall'attività. Quando c'è una fontana di lava come quella di domenica è meglio non esserci, conviene evitare. quindi c'è un sistema molto flessibile ed è quello che ci vuole. E il poi parco bisogna ricordare anche che ci sono tante belle escursioni che si possono fare anche in zone più basse, in mezzo ai boschi, in mezzo al parco. Per esempio? Tipo la pista altomontana, che è una bella escursione che va dalla Milia fino al rifugio Ragabo, e sono 42 chilometri con diversi rifugietti di mezzo. Volevo chiederle questo, ma diciamo ultimamente come dire, il Parco dell'Etna ha una sua funzione, diciamo. Che è questo? Che cos'è? È il brano per eccellenza, è un brano dei Genesis che si chiama Dance on a Volcano. Pensiamo un attimo un po' più forte, mettimelo un po' più su. Sono i Genesis questi? Che Phil Collins? Era proprio il primo disco che hanno inciso con Phil Collins. A che cosa? Questo me lo sto chiedendo, come le è venuta questa idea, però c'hanno veramente delle linee fantastiche là dentro. Io ho messo una come motto sul mio... Dalla regia amano questo perché sono creativi. La lava che lecca via i miei scarponi. Bellissimo. Le stavo chiedendo, il parco, ci racconti un po', il parco ha una sua funzione, è importante? Certamente, c'è il parco, perché per esempio spesso quando incontro delle persone straniere dicono ma è possibile che la gente si espanda, cioè le zone urbanizzate si espandono sempre più in alto? Dico no, perché questa cosa è stata frenata dalla creazione del parco nell'87, che ha due scopi. Uno di proteggere l'ambiente, la natura dell'Etna, ma anche di proteggere la gente, che così non può avvicinarsi sempre di più al vulcano, che comunque, come abbiamo capito, è un vulcano attivo, quindi può causare problemi. Invece stiamo un po' riempendo tutti gli spazi che rimangono più in basso, però è così in tutto il mondo, c'è la specie umana che si insedia dove può e ogni tanto succede qualche cosa. Allora diciamo, meno male che c'è il parco. Questo no, come idea è assolutamente favoloso, cioè, sicuramente non sarebbe male di avere magari ancora più poteri o più fondi per avere tipo dei guardiani, per esempio. Non sarebbe una mala cosa. Appello importante e considerazioni molto belle. Grazie per averci fatto vivere l'Etna in uno studio al professor Boris Benke. Allora, prima di lasciarla, lei è libero, ma fra un momento faremo una pausa. La morte di Tina Turner, ne abbiamo parlato stamattina, poco fa, con la rassegna stampa, a 83 anni a Zurigo, eccola qua, grandiosa, una vita da film, successo, drammi, tragedie anche familiari, violenze subite, cadute, rinascite, sono migliaia i messaggi di cordoglio dei fan, degli amanti della musica che stanno arrivando, e anche persino la Casa Bianca, la portavoce della Casa Bianca, quindi il Presidente degli Stati Uniti, l'ha definita un'icona e ha parlato di una perdita immensa. E noi ricordiamo che Tina Turner aveva duettato con Eros Ramazzotti in Cose della vita. Allora, adesso che facciamo? Accade oggi. Allora, professore, le facciamo un breve, andiamo un po' indietro nel tempo. È il 25 maggio, oggi, nel 1913 si svolge il primo Giro delle Fiandre, che sarà vinto da un belga, Paul Demne. Nel 1922, il 25 maggio, è nato Enrico Berlinguer. Nel 1935 Ann Arbor di Michigan, nel giro di 45 minuti, stabilisce 4 record del mondo di atletica leggera. Tu lo conosci sicuramente, Arbor. 1960, a Filadelfia, nasceva il talentuoso trombettista Wallace Roney, allievo di Dizzy Gillespie e Miles Davis. 25 maggio 63 in Canada è nato Mike Myers, mitico Austin Powers. Nel 1966 a Amburgo nasceva la supermodella Tatiana Patitz. Ancora non ho finito, c'ho una lista che non finisce mai. 25 maggio 1973 Mike Oldfield pubblica l'album Tabular Bells. Alcuni suoi temi verranno usati nell'Esorcista. Mike Oldfield, grandissimo musicista. Shadow, non so se ricordi. Grande musicista.
orchestra Mike Oldfield. 79 esce Alien, però il primo Alien come dicono gli americani. 1984 Firenze, nasce la cantautrice e attrice Emma Marrone, che salutiamo. Il 25 maggio del 2020 a Minneapolis George Floyd, afroamericano, muore soffocato durante un arresto da parte di un poliziotto bianco. Ricordate l'immagine terribile che lo ha schiacciato con il ginocchio sul collo. Il 25 maggio del 73 a Montepulciano è nato il cantautore polistrumentista Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, e vi lasciamo con loro, i Baustelle, con Gli Spietati. Grazie, appuntamento a domani, grazie al professore che è stato con noi, ci rivediamo domani puntuali alle 7:26. Buongiorno Sicilia. A domani.